Ciao ragazzi, oggi torniamo indietro di almeno 140-150 anni. Pensate che spettacolo doveva essere Requaro Terme all'epoca della Belle Époque. E questi sono amici di Requaro che quella memoria la conservano, la portano avanti con uno scopo ben preciso: far capire che le terme, che sono sempre state il tesoro di Requaro, hanno conosciuto anche dei momenti difficili. Ma adesso, finalmente, grazie ai requaresi, è ora di ripartire. Insomma, si ricomincia. Abbiamo già ricominciato. Alla grande? Sì, alla grande. C'è tanto da fare, ma c'è tanta voglia di fare. Cosa vuol dire riprendere in mano una struttura storica come le Terme di Requaro e ridar loro nuova vita? Beh, dare una speranza al paese, dare un'unione al paese, perché tutti di Requaro amiamo le terme, e ritrovare lo spirito che noi riusciamo a tirar fuori durante la chiamata di marzo anche qui, perché Requaro in certi momenti è veramente forte e sa dare il meglio di se stesso. Se soltanto riusciamo a capire questo, siamo vincenti, e le terme possono veramente fare di tutto per farci unire. Che potenziale c'è dietro le terme? Beh, c'è una natura che basta vederla, parla da sola, perché i colori delle ortensie sono forti e quindi danno forza. Gli alberi sono qualcosa di secolare, e poi abbiamo le acque che qui sgorgono 5 sorgenti e sono veramente ricche di minerali, di oligoelementi che servono tantissimo per la nostra salute e danno quello spirito anche di vita e di gioia. C'è una data precisa alla quale viene fatta risalire la fortuna termale di Requaro, e quella data è il 1689, che fu l'anno in cui un aristocratico vicentino, il conte Lelio Piovene, scoprì quasi per caso uno zampillo d'acqua ferruginosa, delle quali si intuirono subito le proprietà benefiche, e infatti nel 1701 uscì anche una pubblicazione scientifica dedicata a quest'acqua, che usciva ora da una fonte chiamata Allelia in onore dello scopritore. Ma durante i lavori di sistemazione di quella fonte, l'ingegnere capo Anton Maria Lornia ne scoprì un'altra, avente delle altre caratteristiche, e nacque così la fonte Lornia. Al di là dell'acqua, al di là dell'aspetto salutistico, no? Le terme sono anche un riferimento di socialità per Requaro. Certo, tanto c'è un ricordo storico di quando veniva il Cantagiro e tutti ce lo ricordiamo, tutti abbiamo vissuto le terme come luogo di incontro, come luogo di amore, perché tanti venivano qui anche per l'incontro della loro prima volta. Chi voleva far bella figura portava o l'amato o l'amata alle terme di Requaro. E poi noi cercheremo appunto di far rinascere questo spirito che con la musica. Difatti già tutte le domeniche pomeriggio c'è musica dal vivo e proprio si sente l'energia che trasmettono questi luoghi. Cosa si sente da requarese dar vita a una cosa che ha fatto grande Requaro un tempo? Beh, una grande sfida, e soprattutto c'è l'orgoglio e la voglia che Requaro si senta unita, che proprio essere positivi e capire quanto importante per noi è lavorare bene insieme ed essere una squadra unita, tutti per il bene del nostro territorio, perché noi tutti quanti lo amiamo, perché quando io chiamo qualcuno per venire a darmi aiuto, arrivano. La riapertura totale dell'impianto termale, anche con i trattamenti, le cure, le terapie, sarà graduale. Per il momento è stato riaperto soltanto il bar, ed è stato un fatto che, insomma, tanto è bastato per riassaporare subito lo splendore della Belle Époque. Tutto il resto verrà in seguito. Pensate che di queste acque, delle fonti che sgorgono da qui, ognuna ha delle caratteristiche particolari, diverse l'una dall'altra, per curare anche diverse patologie. E quindi la speranza è che un giorno le terme tornino a splendere di luce propria, non soltanto per la bellezza, ma anche per il beneficio che se ne può ricavare. Ed è una speranza che coltivano in primis proprio loro, i requaresi, perché per ripartire è stata fatta un'azione di public company, quindi azionariato popolare. Sono loro i detentori adesso del loro patrimonio. Speriamo che riescano a farlo fruttare nel miglior modo possibile. Le terme, un momento sicuramente non facile né per il settore né per il Covid. Prendere in mano una struttura del genere, portarla avanti, affrontare una sfida così
così importante e non c'è un po' di preoccupazione, di ansia? Con quale spirito hai buttato giù la testa e hai detto adesso ci penso io? Beh, con uno spirito agonista bisogna vincere e non abbiamo possibilità, bisogna arrivare in fondo e bisogna vincere. E siccome i partecipanti a questa gara siamo noi requaresi, noi siamo forti, dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio e mettercela tutta. Abbiamo davanti 20 anni per dimostrare che ce la faremo, che Requaro ritornerà e forse riuscirà a battere la memoria che ha lasciato nel tempo, perché Requaro ha una grande storia passata, proprio grande. E a livello di servizi che cosa offrite? Allora, quest'anno purtroppo chi comanda è il Covid, quindi comanda la salute. Le inalazioni non si possono aprire per questa problematica che c'è. Stiamo facendo di tutto per aprire l'idropinica. Naturalmente, prima di poterla convenzionare ha bisogno di delle analisi particolari che devono essere fatte e devono essere fatte in un determinato modo per garantire la salute di tutti, perché questo è importante, ci vogliono alcuni accorgimenti e speriamo che per i primi di agosto possiamo dire che le nostre cure idropiniche sono aperte. Per il momento ci dobbiamo gustare il territorio, la musica, anche il cappuccino e la brioche al bar. E poi c'è il verde. Le terme sono immerse in un parco naturale bellissimo che ci conserva nel tempo perché era nato anche con una finalità di accoglienza, un verde come questo. Questo è un parco pensato per dare l'idea al fruitore delle terme di essere in montagna, in alta montagna. Quindi è stata creata una cortina di abeti rossi, ma all'interno di questa cortina di abeti rossi si è lavorato sul concetto del giardino romantico inglese. Quindi l'idea è di creare degli angoli di natura selvaggia, particolare, attraente, usando specie di pregio, distribuite sapientemente lungo le pendici della montagna. Quindi abbiamo, a parte le solite specie comuni, come ad esempio l'abete rosso o il frassino, cominciamo ad avere però anche delle criptomerie iaponiche, possiamo avere dei cedri, abbiamo delle sequoie, dei libocedri, alberi molto belli, importanti anche perché il clima di Requaro favorisce ampiamente la crescita della popolazione forestale. È un parco liberamente fruibile? È un parco liberamente fruibile, è un parco montano e quindi c'è della salita, c'è la discesa, ci sono 2 pregevoli torrentelli che lo passano, ci sono dei ponti ed è stato fornito da delle tabelle sotto gli alberi più importanti in cui si racconta più che l'aspetto botanico dell'albero, l'aspetto storico, mitologico, qualcosa che può colpire la nostra fantasia, che non sia semplicemente quando fiorisce o la dimensione del frutto. E questo, ragazzi, è il grottino storico dove ci sono le fonti, eccole lì, scavate nella roccia, dove c'è la Dornia, la Nuova, la Lora e la Mara. E lei, Paola, adesso si appresta ad iniziare questa nuova avventura. So che non daremo ben brindare con l'acqua, non daria mai bene, ma in questo caso si fa un'eccezione. Tanti auguri per questa avventura. Grazie, che l'avventura sia ottima. Ragazzi, fate un salto a Requaro, vale la pena. Cin cin. Cin cin. Sa di ferro. Sa di ferro. Sa di ferro, sì. Difatti va bevuta qui alla sorgente. Capito?